sottratto dai negativizzati sono sui 150, che è quello che troverete nel bollettino ufficiale nazionale. I morti purtroppo, come sapete, la parte finale dell'infezione che calerà per ultima 62. Vi porteremo anche uno studio sulla mortalità 62. Vi porteremo uno studio sulla mortalità di gennaio che stiamo elaborando come facciamo tutti i mesi per vedere anche l'impatto della mortalità per fascia di età e soprattutto riferito a gennaio del mese precedente, dell'anno precedente, che è ancora un mese Covid-free in linea di principio, perché il Covid noi l'abbiamo conosciuto al 21 febbraio. Dimessi 14.667 più 126. E voglio fare gli auguri alla signora Teresa Florio di Piazzola su Brenta che fa oggi 102 anni, quindi auguri alla signora Florio. E poi c'è una bella storia che vi vorrei segnalare di due gemellini, sì, gemellini, il signor Severino Centenaro di 101 anni, assieme alla sua sorella gemella Maria Antonia Centenaro di 101 anni, e insieme al marito della signora Antonia, che si chiama il signor Ruggero Nube, di 100 anni, in tre fanno 302 anni, che vivono assolutamente in totale autonomia a Mestre, stanno bene, ci seguono tutti i giorni, li salutiamo. Di Mogliano. Sono il signor Severino Centenaro ha 101 anni, la sorella gemella Maria Antonia ne ha 101 e il marito della Maria Antonia ne ha 100, il signor Ruggero Nube, è il più giovane della famiglia, insomma. Nube. Sì. È una bella storia di tre centenari che vivono soli, assieme, in totale autonomia e ci guardano tutti i giorni, quindi penso che sia il minimo salutarli. Ah sì. E di solito si dice andiamo a fare il tampone, qua sarebbe andare a fare la sequenziazione del DNA e per capire cosa sia accaduto in quel filamento. Detto questo, guardate, e poi questi sono anche spunti che vorrei sottolineare se poi il professor Baldo deciderà di parlarne. Noi, come dicevo ieri, abbiamo una curva dell'infezione atipica e quindi sta letteralmente crollando. Spero che i veneti non la prendano come liberi tutti, perché vi invito, ve lo dicevo una settimana fa se ricordate, quando si parlava di zona gialla. Allora, intanto abbiamo un RConT stimato, ve lo dico già, 0,65. Abbiamo un'incidenza su 100.000 abitanti, 0,65. RConT. È il più alto questo il valore, perché prima davamo il range, 0,65. Abbiamo un'incidenza che mi sembra sia 113 su 100.000 abitanti, un dato intorno al 100. Adesso stanno finendo i calcoli, quindi capite che 10 giorni fa eravamo vicini ai 400, adesso siamo a 113 o in 100.000 abitanti. Però l'Europa sta crescendo, l'Europa è in lockdown, Germania, Francia addirittura ha attuato il coprifuoco, mi sembra alle 6 di sera adesso. E Portogallo addirittura, ve lo dicevo l'altro giorno, porta pazienti fuori dallo Stato perché non è che più posti nelle cliniche portoghesi. Spagna sta crescendo, Austria avete visto le cronache. In tutto questo contesto, anche in Italia noi siamo in questa fase un'isola felice, il che non vuol dire che è finita. Guardate le curve delle infezioni nelle altre regioni, vedete che non c'è proprio sto picco verso il basso, ci sono delle regioni che hanno degli alti e bassi e alcune anche che crescono. Del resto a livello nazionale ogni anno 500 decessi, ogni giorno 500 decessi ci sono. Perché dico questo? Perché ci piacerebbe un giorno che qualcuno ci dicesse o ci desse una lettura a questo andamento straordinario che ha avuto la curva. Voglio ricordare che noi ci abbiamo messo l'impegno anche di un contact tracing molto attivo. Qualcuno ci accusava dei tanti tamponi e io vorrei anche dire che questi tanti tamponi hanno significato anche tante quarantene, hanno significato anche tanti contact tracing. Per quanto sgangherati magari tu li avessi i giorni che facevi 3-4 mila positivi al giorno, però comunque li facevi. Se non li facevi, non li facevi, scusate il bisticcio di parole. Non sapevi nulla, ma non sapevi dove andavano a finire questi positivi. C'è stato
ci sono state le misure, ma non è totalmente spiegabile in virtù delle misure, perché dal 24 di dicembre pensare che il 1° di gennaio, dopo 7 giorni, ci inizi questo crollo verticale, anzi, se Federico mi stampa la curva delle intensive la facciamo vedere oggi, Mari in grande. Alla luce di tutto questo resta un fatto inspiegabile, che noi vogliamo anche spiegare con le sequenziazioni, perché di fatto qui è arrivato un virus, una mutazione che comunque qualche segno l'ha lasciato. Se pensate, ci siamo ritrovati con le terapie intensive mediamente sui valori di marzo. Marzo era 3,56, siamo arrivati a 400. Il 31 marzo eravamo a 3,56, noi siamo arrivati a poco più di 400. Ma invece abbiamo avuto il doppio di pazienti in più in ospedale. Anche questo non è in linea con quello che comunque ci aspettavamo. Vabbè, guardiamo avanti, non abbassare la guardia. Ieri sera ho avuto una diretta, ho partecipato, come qualcuno avrà visto, a porta, e il professor Muzzi ha detto una cosa importante, che gli studi internazionali ci dicono che la mascherina da sola non risolve la vita, ma la mascherina col distanziamento e l'igiene delle mani vale più di un lockdown. Questo l'ha detto il professor Remuzzi, che è autorità, soprattutto citando studi internazionali. E penso che questo sia fondamentale, di far capire quindi che se noi ci mettiamo impegno non ci infettiamo o riduciamo in maniera minimale il rischio dell'infezione. Questo è fondamentale. Lo dico perché domenica inaugureremo peraltro i mondiali di sci, super tamponati tutti, i nostri atleti, verifiche, protocolli e tutto, però rendiamoci conto che anche quello è un'occasione, pur essendo a porte chiuse, mi metto nei panni dei cittadini che magari dicono, beh, vado, che sono lì e possono esserci, magari vado a vedere la gara all'arrivo, evitiamo l'assembramento, evitiamo di andarci a respirare l'aerosol. E basta, io non aggiungo altro, sono la bella notizia, finalmente i monoclonali. Ora voi sapete che battaglia abbiamo fatto noi per i monoclonali, tutto il mondo li usa, noi stavamo ancora pensando se sarà il caso di pensarci, non noi a livello nazionale. Non voglio attribuire colpe a nessuno. Ringrazio innanzitutto il professor Palù, perché so che si è prodigato da un punto di vista scientifico per essere presente come AIFA e come scienziato rispetto a questo. I monoclonali non sono una stregoneria, perché abbiamo molti monoclonali in fase 2, sui quali ovviamente si finirà la sperimentazione, ma ce ne sono alcuni, tipo quelli, sembra che sia stato curato Trump con Regeneron, piuttosto che Eli Lilly. Vi ricordate che io mesi fa, vi dissi 2 mesi fa forse, lessi su 2 o 3 mesi fa, lessi su Bloomberg dei monoclonali della cura di Trump. Ecco, quando si ammalò Trump, e contattai subito Eli Lilly, e il giorno dopo ero già in videoconferenza con loro, che mi dissero, guardate, noi abbiamo quelli per le prime fasi che funzionano, sulle fasi avanzate della malattia abbiamo da fare delle verifiche. Oggi sappiamo con certezza che nelle prime 72 ore dall'esordio dei sintomi il monoclonale fa miracoli. Poi è one shot, one spot, cosa vuol dire? Un colpo solo? 1 migliaio di euro di spesa nella somministrazione, ma voi avete presente un'ospedalizzazione cosa costa? Se volessimo parlare di cifre, ed è brutto parlare di cifre, parliamo di vite salvate, soprattutto su alcuni fronti, quindi prime fasi di cura, pensate nell'RSA, pensate in alcuni luoghi ambulatori dove si può, perché il monoclonale non si può fare on the road, si può fare a domicilio con assistenza, perché è un'infusione, dura circa un'ora, una flebo, e poi c'è un periodo di osservazione post flebo per fare delle verifiche, diciamo, cliniche. Non ha controindicazioni, non ci sono evidenze di controindicazioni. La letteratura addirittura dice che il monoclonale ha avuto gli effetti collaterali paragonabili al placebo, cioè chi si faceva la flebo di fisiologica non sapeva che era fisiologica, pensava fosse monoclonale. Siamo a sti livelli nella letteratura. Adesso sono stati autorizzati, definiamolo in via compassionevole, in via emergenziale, ditelo come volete, ma la sanità del Veneto assolutamente utilizzerà questo nuovo strumento. Capite che nelle prime fasi vuol dire RSA, vuol dire il paziente che ti arriva in pronto soccorso con i sintomi, che puoi tentare
di trattare con monoclonali, poi sono i medici che decidono, ragazzi. Non è che qua è un jukebox, cioè la medicina non è un jukebox, che tu spingi il bottone e viene fuori la musica che ti desideri. Il medico decide se sei il candidato al monoclonale, al plasma iperimmune o all'Aulin o alla tachipirina o quello che è. Cioè queste non sono decisioni che possiamo prendere noi. Però c'è una nuova opportunità di cura e non è indifferente. Cioè guardate che se voi immaginate lo scenario del 21 febbraio, buio totale nella stanza, oggi la stanza l'abbiamo quasi illuminata, abbiamo gli antivirali, sappiamo del plasma iperimmune, conosciamo cure domiciliari che a febbraio non avevamo, inutile che stiamo qui tanto a dirlo, no? Lo riconosce anche la comunità scientifica che a febbraio non avevamo la preparazione di oggi. Abbiamo i monoclonali e abbiamo una campagna vaccinale che comunque è una campagna che lavora sull'altro fronte, che è quello di utilizzare un farmaco per prevenire la malattia e prevenire l'infezione, perché ha anche un ruolo disinfettante, no? Se ci pensate, da quello che si dice rispetto ai vaccini. Vaccini, ieri abbiamo avuto la riunione, nel primo quadrimestre l'Italia dovrà avere una fornitura, io avevo anche 13 milioni e mezzo più o meno di dosi, a noi in quota parte dovrebbero arrivarci. Abbiamo deciso che il target per il target Pfizer e Moderna, la distribuzione deve essere fatta in base alla popolazione target ultra ottantenne, quindi le regioni hanno accettato un principio, stabilito il numero degli ultra ottantenni, diventa percentuale e quella è la percentuale che verrà stabilita per ogni regione di vaccini. Quindi non va in base alla percentuale della popolazione, ma in base alla percentuale degli ultra ottantenni. Pfizer e Moderna. Dopodiché l'AstraZeneca va per il canale della percentuale sulla popolazione. Cioè tot popolazione, tot vaccini in percentuale rispetto al monte popolazione nazionale. C'è un tema importante che è quello altri due temi che vi vorrei sottolineare. Quello della distribuzione e della somministrazione dell'AstraZeneca a una popolazione over 55, fino ai 65, come accade, a parte il fatto in Gran Bretagna che lo danno a tutti, ma come accade in Germania che si arriva a 65 anni. Io sono convinto che vada anche chiarito questo, perché capite che è un target non indifferente, 55-65 sono milioni di persone, è un target massiccio della comunità, quindi una popolazione che pesa anche da un punto di vista di sanità pubblica, visto e considerato che va in correlazione con un vaccino, con un vaccino che è più, come si può dire, recuperabile. Questa è la curva dell'infezione ad oggi. No, scusa, dell'infezione, delle terapie intensive. Vedete che il crollo cioè, non ha eguali, andate a guardarvi tutte le curve che volete, non lo trovate. Magari andate a intervistare tutti quei fenomeni che ci hanno rotto le palle a dicembre, gli dite se vi spiegano sta curva qua, però per iscritto. Ve lo fate scrivere così almeno la mettiamo via. Questa è la curva, voi capite, dopo il professor Baldo magari dirà la sua. L'escalation, ma soprattutto il crollo. Se vedete, ci ha messo tanto ad arrivare al picco, ma poi dal picco è andata giù. E questo non è riconducibile alla mortalità o solo alla mortalità, perché se vedete anche la curva dell'infezione è una curva insomma che non lascia dubbi. Al di là di questo, ultimo aspetto, è un tema sul quale io continuo a fare appello alla comunità scientifica. Ormai è assodato che la letteratura scientifica dice che non è assolutamente vero, lo diceva anche il professor Remuzzi ieri sera, gliel'ho chiesto io direttamente durante la mia partecipazione, che al 21esimo giorno c'è l'orologio, la sveglia che ti dice che devi fare la seconda dose. Anzi, ne viene fuori che procrastinando l'iniezione c'è più risposta anticorpale. O meglio si dice che la risposta anticorpale della prima dose è, come si dice, usiamo un termine che per capirlo tutti assieme, è distorta dal fatto che possono esserci anche le infezioni durante la prima dose, poi il professor Baldo ce lo spiegherà, nel senso che tu vai a vaccinarti, ma se hai contratto l'infezione o la contrarrai anche dopo la vaccinazione, non è che ti fai la puntura e ti riempi di anticorpi. Ci vogliono ovviamente dei giorni per cominciare ad avere la risposta anticorpale, quindi quella è una fase particolare. Anche il professor Remuzzi ieri sera diceva, guardate che anche AstraZeneca dimostra che a mesi
se la risposta anticorpale è molto più robusta. Quindi perché dico questo? Io lo dico da responsabile di quello che deve essere l'organizzazione poi, no? Se questo venisse confermato dalla comunità scientifica, uso condizionale, se questo venisse confermato, potremmo dire che un vaccino, una testa. Invece oggi noi diciamo che 2 vaccini, una testa, perché dobbiamo mettere in magazzino la seconda dose, perché a quel punto potremmo ampliare la platea e recuperare la seconda dose magari prima dell'estate, quando comunque ci aiuterebbe anche la stagionalità, eccetera. Sembrava bestemmiare in chiesa qualche mese fa di queste robe, vedo che adesso non è proprio così, cioè nel senso che adesso la comunità scientifica si sta interrogando su questi aspetti. Io non ho altro da aggiungere, se avete 2 o 3 domande rapide, perché vorrei passare la parola al professor Baldo. Allora, cominciamo con Tosatto, Nico Russimoro, Banzan e i colleghi. La cava. Ma ti metti sempre là in fondo? Vieni più avanti. Ha paura di infettarsi. Filippo Tosatto del Mattino, buongiorno Presidente. Io volevo sollecitare la sua attenzione su un tema che so sta a lei a cuore, ovvero la formazione del nuovo governo. Tutti i giorni sta storia. Dunque, la prima cosa che vorrei chiederle riguarda un accenno che ha fatto ieri Salvini in televisione. Ha detto: stiamo valutando, valuteremo le proposte, i progetti, la posizione della Lega sarà conseguente alla proposta programmatica del Presidente incaricato, stiamo consultando i nostri esponenti di maggiore esperienza, di maggior spessore, parlamentari, governatori, eccetera, eccetera. Volevo sapere prima di tutto se lei ha avuto modo di interloquire con Salvini in materia. Sì, più volte. Più volte. Faccio domande, cosa ha detto? Non te lo dico. Mi lasci almeno parlare prima di... non è che pretendo di sapere i dettagli, ma insomma, qual è stato il tenore della conversazione? Voglio dire, da parte sua, che considerazioni ha espresso, che input ha dato? No, io vedo da parte di Salvini senso di responsabilità, nel senso che poi c'è anche una ritualità che va al di là della ritualità. Ci sono delle fasi che sono sancite anche dal punto di vista costituzionale, no? L'incarico assunto con riserva, che è una procedura ufficiale, l'incontro con le forze politiche non è una roba per dire, come si può dire, sprizza e oliva, tanto perché dobbiamo farlo, ci chiudiamo dentro un quarto d'ora in una stanza e diciamo che abbiamo fatto l'incontro. Per parlare di quale vuole essere l'impianto da parte lasciate perdere che si chiami Draghi, che sia professor Draghi, che autorità, c'è un'istituzione, lasciamo perdere, ma chiunque sia l'incaricato, il presidente incaricato deve incontrare forze politiche e dire: ragazzi, io voglio fare questo, 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 sostenetemi su questa via. Siamo in una democrazia, funziona così. Penso che avranno l'incontro, se non mi sembra di aver capito male, oggi si incontreranno. Di certo la Lega non va a chiedere posti, questo è poco ma sicuro, ma se fossi io al tavolo chiederei dell'autonomia, cioè ovvio, farei questa domanda subito. Però immagino che Salvini poi presenterà, come annunciato, anche lumi sull'idea di ripresa economica, sulla tassazione, sulle riforme da fare. Certo è che chiunque vada a gestire questo paese, a governare questo paese, sa che non sarà una passeggiata, questo è poco ma sicuro. Lo dico da amministratore, perché al di là di questo clima, no, di euforia, poi noi amministratori siamo sempre chiamati, finita la luna di miele, sei chiamato a governare, a prendere decisioni a volte non facili, e ci vuole qualcuno che ti sia da compagno di viaggio. E a proposito di passeggiate, gli industriali in un documento chiedono fin d'ora a Draghi una terapia immediata sul fronte del sostegno alle imprese e del sostegno all'occupazione, ricordando che la perdita, il calo di PIL dell'Italia ad oggi risulta doppio a quello della Germania, che forse già partiva da una situazione di favore, insomma, sui mercati. Ovvio che quando intanto sottoscrivo
questi aspetti che tu hai citato, io non ho visto il documento, ma rispetto a questi aspetti, il tema della come si può dire, ma ve l'ho detto in molte occasioni, della cura da cavallo, per usare un termine che mi sta a cuore, e all'economia e quindi alla creazione non solo di PIL, che è correlato all'occupazione, è fondamentale. Cioè economia e occupazione vanno di pari passo. Dico anche che davanti a una crisi è ormai, come si può dire, dato assunto che chi è più gracile, chi è più in difficoltà, lo vediamo con il Covid, rischia di più. E noi avevamo un'economia di certo non sana come quella tedesca quando abbiamo affrontato questa tragedia. È inevitabile che ne veniamo fuori di più con le ossa rotte. Sentite, il nuovo Presidente del Consiglio ha sul tavolo un'opportunità che ce l'ha l'Italia, che sono 222 miliardi di recovery fund. Perché erano 209, ma mi hanno spiegato che sono diventati 202, no? 222, non chiedetemi perché. E se mi chiedi di Draghi, di certo lo standing internazionale ce l'ha. Di certo è persona, istituzione, diciamo, riconosciuta e stimata a livello internazionale. Dopodiché io non conosco le progettualità e questo è un confronto che compete alla politica. Ovvio che si troverà un dossier sicuro, che è quello dell'autonomia, e l'altro immediato, che è quello del Covid. Perché il Covid ha implicazioni economiche, sociali, ma anche sanitarie ancora. Un ultimo dettaglio, così, ma un dettaglio indolore. Prego. Si parla di un comune sentire tra lei e il vice segretario della Lega Giorgetti, ovvero un atteggiamento pragmatico, un atteggiamento molto mirato sulle priorità economiche, sociali e del lavoro. Ha interloquito anche con Giorgetti in questi giorni? Ma io sento sempre tutti, però vorrei anche ricordare una cosa, che a me fa specie quando si vedono correnti create sulla base delle caratteristiche caratteriali, no? Come tu sei un professionista, giornalista, sei quasi un cardinalone del giornalismo, e poi magari c'è qualche tuo collega che è più barricadero, ma comunque lavorate tutti e due per lo stesso giornale e siete tutti e due dei professionisti. Ecco, non condivido sta roba sempre di voler dividere i moderati dai più aggressivi, dai fondamentalisti ai più moderati. Cioè, penso che ci sia comunque come si può dire, un ombrello al di sotto del quale tutti ci ritroviamo, che è questa sfida, che è la sfida del federalismo, dell'autonomia, di difendere il popolo. Quante volte vi ho detto che la Lega è un partito Labour, no? E penso che questa sia una vera sfida. Grazie. Prego. Dal Cardinal Tosato passiamo alla barricadera. alla barricadera Nicolussi Moro, Corriere del Veneto. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io concluderei questa parentesi politica per poi passare a 3 domande tecniche. Poi viene il professor Baldo. Appunto, infatti, quindi sarò rapida. Volevo chiedere, a proposito di autonomia, che in questo momento è un pochino in stallo, secondo lei un governo tecnico, quindi privo di condizionamenti politici più o meno, potrebbe sbloccare la situazione più facilmente di un governo politico? Guarda, io non so quali siano gli elementi e le idee del professor Draghi. Si confronterà direttamente per quanto riguarda la parte, diciamo, politica con il nostro rappresentante, che è il segretario Salvini. Dico semplicemente che se io la guardo da un punto di vista meramente tecnico, l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità. In un momento nel quale si parla tanto di responsabili, no? E penso che chiunque, che sia tecnico o politico, non possa disconoscere il fatto che i paesi moderni hanno tutti delegato le competenze ai territori. Inutile che ci riempiamo tanto la bocca di Stati Uniti, di Germania, di Svizzera, di Gran Bretagna e facciamo finta di non vedere che non sono paesi centralisti. Il centralismo è il Medioevo e l'autonomia, ve lo dico sempre, per noi è il Rinascimento. Quindi questo paese non può uscire da questa situazione di stagnante se non rivede anche, diciamo, la revisione del modello,
che peraltro è previsto dalla Costituzione, vi ricordo, ma non quella dell'articolo del titolo quinto, ma anche quella originaria del 1948 che è autenticamente federalista. Il problema sono i centralisti che l'hanno gestita. Poi passo alle domande tecniche. Prego. Allora, penso che anche alla gente interessi che cosa avete deciso ieri, prima tra Regione e poi con i ministri Boccia, Speranza e il commissario Arcuri sulla doppio binario della vaccinazione. Quindi da una parte gli over 80 con Moderna e Pfizer, e abbiamo capito che allora le dosi vengono distribuite a seconda del numero di over 80, però non mi è chiara la parte che riguarda AstraZeneca, perché al momento AIFA, dopo un po' di balletti, ha definito 55. esatto, ha detto che va somministrato dai 18 ai 55. Allora, oggi tutti i giornali titolano, si parte con forze dell'ordine, personale scolastico, Sì, detenuti. servizi essenziali. Noi con cosa partiamo? Noi facciamo AstraZeneca. Ma Ovviamente, AstraZeneca con chi partiamo? Così lo diciamo, magari la gente... Avete il calendario? però considerate che noi abbiamo il blocco dei 185.000 che sono, diciamo, le categorie, il primo target, che è quello del professor Baldo, dei nostri uomini e donne della sanità, le RSA, che hanno ovviamente in questa fase, avendo solo quello, la finiremo, immagino, praticamente quasi in toto con Pfizer o Moderna. 18-55 lo faremo con AstraZeneca e in quota parte, se ci sarà la possibilità, utilizzeremo anche Pfizer o Moderna, ma dedicato in particolar modo Pfizer e Moderna agli over 80, c'è la priorità, perché se no non possiamo vaccinarli con l'AstraZeneca. No, questo l'ho capito, ma siccome dall'8 febbraio arrivano le dosi di AstraZeneca, volevamo capire se voi partite, anche perché vi dovete organizzare voi nei punti vaccinali. Forse non dall'8 febbraio, l'assessore... Il Ministero della Salute comunica l'8 febbraio, poi forse alle regioni arriverà dopo, però questa è la comunicazione ufficiale. Comunque è stato detto appunto che inizia la fase con AstraZeneca 18-55 anni, servizi essenziali. Vediamo cosa ci manda, perché aspettiamo il materiale della riunione di ieri sera. Se c'è anche una priorità nazionale, seguiremo la priorità nazionale chiaramente, però quindi dobbiamo ancora confezionare il modello o comunque il piano Veneto. Aspettiamo di capire se ci sono tipo forza dell'ordine, insegnanti, persone del mondo della scuola, protezione civile, insomma, com'è la graduatoria, e poi chiaramente faremo anche noi quello che è appunto il piano regionale, però siamo in attesa di capire se c'è anche un elenco nazionale su cui basarci. E l'ultima cosa, per non creare confusione, mi pareva di aver capito che soltanto per quanto riguarda AstraZeneca la seconda dose possa essere rimandata dalla terza alla 12ª settimana, oppure avete avuto la stessa indicazione anche per Pfizer e Moderna? Mi sono distratto. Però se non sta attento, Presidente. Scusami, te l'ho detto 2 volte, la terza no. Allora, dunque, mi pareva di aver capito che la possibilità di rimandare la seconda dose fra la terza e la 12ª settimana sia solo per AstraZeneca, è corretto? Sì. Ok, perfetto. Purtroppo, io lo dico purtroppo, è dato a sapere che a livello internazionale anche il tema dell'allungare questo periodo, diciamo, per la seconda dose sia adottato, per cui anche per gli altri, ma va chiarito, poi noi ci mettiamo la comunità scientifica e le aziende produttrici, ci mancherebbe, però sembra che non sia un termine perentorio. Okay. Altre cose uscite dalla riunione di ieri? No, queste sostanzialmente, Michela, cioè importante la suddivisione, non era facile, no? Dare il Pfizer e Moderna in base alla popolazione, alla percentuale di over 80 presenti, perché comunque ci sono delle regioni che hanno meno anziani over 80 di noi. Sì, come la Campania. Tipo la Campania, oppure il Friuli Venezia Giulia, che è uno tra le comunità con più over 80. Noi però adesso stiamo concludendo i 185, che sarebbe anche il target nostro, noi non siamo ancora vaccinati. Poi le essenziali e via tutto, insomma, come avete sentito. L'attesa dell'accordo nazionale sugli MMG. Infatti sì, ho visto, ho visto che hanno già definito anche la retribuzione 10 euro in ambulatorio e 28 fuori. Però deve passare prima in conferenza delle regioni per una discussione interna, così siamo rimasti d'accordo ieri sera. D'accordo, grazie. Però penso che questa retribuzione che tu hai visto sia l'accordo che ha fatto il Piemonte.
No, parlavano della bozza firmata con, cioè predisposta con il Ministero della Salute. Non abbiamo Non visto. l'avete... Tu hai altre fonti. Alda Vanzan, Il Gazzettino. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Lei ha detto se fossi io al tavolo con il professor Draghi porrei l'autonomia. Questo vuol dire che Salvini non la porrà? No, non ho detto questo. Quindi la cioè, porrà? no, io ho risposto a una domanda, cioè, e ho detto i veneti cosa potrebbero dire? L'autonomia. Sì, d'accordo, ma nella scaletta degli argomenti che il segretario della Lega porrà al candidato, il premier incaricato, al presidente incaricato, c'è l'autonomia o non c'è? Guarda, intanto io non mi occupo, ti dico la verità, della scaletta di cosa dirà Salvini, ma Salvini sa benissimo che il tema dell'autonomia è un tema cogente, non solo per noi, perché ormai è endemica a livello nazionale, per usare un termine che va di moda in questo periodo. Nel senso che molte regioni da nord a sud hanno chiesto la possibilità di avere l'applicazione del titolo quinto e quindi l'autonomia differenziata. Cioè, comunque, finita sta fase, diciamo, acuta dell'infezione, si parlerà ancora di autonomia, chi che sia Presidente del Consiglio. Noi non faremo, come si può dire, abbiamo sempre detto, non faremo marcia indietro. Posto? Radio Wellness, se ci raggiunge. Ecco, qua c'è un microfono. Marco Lacava, Radio Wellness. Buongiorno Presidente, sarò molto rapido. Le pongo una domanda riguardo il vaccino russo. Su questo Sputnik ci sono un po' di riserve, ma non si capisce bene da dove nascano. Lei cosa ne pensa? Penso che deve essere presentato il dossier a EMA, e EMA, che è il nostro ente, diciamo, validatore, regolatore, dovrà dire se va bene oppure no. Guardate, è stato chiaro, ma anche ieri sera nella discussione avuta in TV, perché c'era anche il vice ministro Sileri, cioè è chiaro che noi non possiamo rinunciare a opportunità vaccinali che ci vengono da altri paesi. Cioè, sarà anche, magari qualcuno avrà un'idea esotica di questa storia della Cina, però voglio ricordarvi che la Cina ha vaccinato mesi prima di noi la Cina, i cinesi, poi gli Emirati Arabi e tutti quei territori, parte dell'Africa e parte dell'America Latina. Sì, quindi capite che anche la fase 3 qua è una fase... Cioè, quindi c'è una business unit di produzione del vaccino cinese in Marocco e lo Sputnik è un vaccino utilizzato. Il linguaggio del mondo scientifico, da quel che è dato a sapere, è un linguaggio comune, no? Fase 1, fase 2, fase 3, raccolta dei dati. Poi potremo discutere sulla serietà dei dati, ma questo è un ruolo che ha EMA, non possiamo deciderlo noi, Marco. Ma per noi, quando saranno autorizzati, per noi qui le porte sono aperte a tutti. Basta che siano autorizzati. Ma del resto, cerchiamo anche di dire ai cittadini che usiamo una montagna di farmaci che vengono da quei paesi e sono autorizzati. Cioè non è proprio che vengono tutti da Roma i farmaci o da Milano o da Venezia. Il mercato è globale. A questo punto... Passo la parola al professor Baldo. Cedo il posto. Prego, professore. Intanto buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente e l'Assessore per l'invito, soprattutto per l'opportunità di far vedere quelli che sono stati i dati di uno studio che è stato, come diceva il Presidente, fortemente voluto dalla Regione e che abbiamo portato avanti in collaborazione tra più enti, perché non è soltanto l'Università di Padova, abbiamo collaborato con l'Università anche di Verona. A Padova ci ha dato una mano molto importante il Presidente della Scuola di Medicina. Abbiamo avuto con noi anche la Scuola di Infermeristica di Padova, quindi il corso di laurea di infermeristica, e le scuole di specializzazione in igiene di Padova e di Verona. Quindi in diverse misure hanno dato una collaborazione molto, molto importante. Dopodiché, ovviamente, nel territorio abbiamo utilizzato alcuni enti che ci hanno dato la possibilità di avere un controllo degli accessi dei soggetti che siamo andati a tamponare, che sono stati la Guardia di Finanza, la Croce Rossa Italiana, che è venuta con noi in tutte le sedute per aiutarci appunto alla gestione delle sedute di tamponamento, perché vi garantisco che non è una cosa semplice, perché alla fine devi evitare gli assembramenti comunque,
devi gestire i flussi, anche perché nell'esecuzione davamo una risposta immediata, quindi ogni persona che faceva il tampone restava dai 20 massimo 25 minuti lì, quindi di conseguenza abbiamo avuto bisogno di spazi importanti. Spazi importanti che ci sono stati dati anche dal Comune di Padova, la fiera, dal Comune di Verona, dal Comune di Vicenza, le rispettive fiere. Siamo andati anche nella grande distribuzione, quindi abbiamo avuto anche l'opportunità di fare il tampone sia ai lavoratori della grande distribuzione, ma anche ai clienti della grande distribuzione. Quindi alla fine spero di essermi ricordato di tutti, ma non ultimi anche le aziende ULSS che ci hanno dato ovviamente una mano. Quindi è stato un lavoro di squadra molto importante, questo è un aspetto che è positivo in queste situazioni, perché quando si parte con uno studio molto spesso si possono trovare anche dei contrasti. Ne abbiamo trovati alcuni, però lasciamo stare. Allora, noi siamo partiti con Venezia, abbiamo fatto Belluno, abbiamo fatto Rovigo, abbiamo fatto Vicenza, Verona, Treviso, quindi abbiamo girato tutta la regione. E qualcuno di voi ha anche parlato di tampone tour, ma effettivamente è stato veramente un impegno importante che ci ha visto in 12 momenti diversi a partire dall'8 di gennaio, siamo arrivati fino al 27 di gennaio, e che abbiamo fatto un ente che ci ha richiesto di entrare a far parte dello studio, e quindi non abbiamo detto di no a nessuno, cioè chiunque veniva e si presentava ha ricevuto il tampone. Sulla base di questo abbiamo utilizzato, ricordo, un test di terza generazione, quindi che anche limita, se vogliamo, perché i test antigenici, test di generazione, ha bisogno di uno strumento per poter eseguire il test. Quindi lo strumento è, se vogliamo, anche il cono di bottiglia per fare una numerosità elevata. Abbiamo usato quindi 21 strumenti, quindi una batteria molto importante che ci ha consentito di raggiungere i numeri che adesso vi dirò. E sulla parte organizzativa abbiamo voluto procedere in questo modo per poter, come dicevo prima, avere degli elenchi e avere quindi le persone che venissero scaglionate al momento del tampone, altrimenti vi garantisco, se noi apriamo un punto tamponi diventerebbe una cosa ingestibile proprio dal punto di vista anche esecutivo. E abbiamo tamponato alla fine 4.678 soggetti, 678, di questi il 98,7% era residente nella regione Veneto e l'età media del campione è stata circa 47,2 più o meno 16 anni, diciamo così, circa 47,2. Il più giovane aveva 1 anno, il più esperto aveva 104 anni. Quindi questo è stato il range della popolazione che abbiamo tamponato. Sono andato anche a controllarmi quello di 104 anni, o mi ha sbagliato il codice fiscale o ne aveva effettivamente 104. E la suddivisione per provincia vede, diciamo, una distribuzione abbastanza paragonabile a quella che è la distribuzione della popolazione della regione Veneto. E abbiamo avuto un aumento soprattutto nella sede di Padova, nella provincia di Padova, per il fatto appunto che ci è stato richiesto di andare a tamponare, tra virgolette, un ente, quindi questo ci ha portato sui numeri, però alla fine diciamo che il discorso è abbastanza lineare su quello che è la popolazione di riferimento. Il fatto che appunto eclatante, ma non eclatante, forse anche inizialmente non me l'aspettavo, però dopo man mano che andavamo avanti con lo studio e man mano che vedevamo anche le curve di positività nei soggetti sintomatici, perché ricordo che l'aspetto peculiare di questo studio è che i soggetti che noi abbiamo arruolato sono tutti soggetti, o per la maggior parte soggetti, che quasi per la totalità, che sono asintomatici e che non avevano contatti con soggetti sintomatici. Quindi questa è una popolazione free, diciamo così, naive. E su queste abbiamo trovato una prevalenza dello 0,30%, quindi una prevalenza molto bassa, 3 per 1000. Questo significa che inizialmente abbiamo un attimo guardato, diciamo, forse non stiamo campionando in maniera corretta, però guardando quello che era la positività dei tamponi
nei drive-in e nei soggetti sintomatici che si attestava sui numeri detti prima, 4%, allora la cosa è abbastanza verosimile, cioè nel senso che vi è una circolazione molto bassa all'interno di quello che è la popolazione che non è direttamente esposta a soggetti positivi oppure che è sintomatica. Questo è un dato, vi ricordo appunto nel mese di gennaio, quindi nel mese in cui abbiamo avuto quella riduzione che vi ha fatto vedere prima il Presidente. I sintomatici, cioè scusate, i soggetti positivi erano pausintomatici, quindi eventualmente mi hanno definito un mal di testa, ma normalmente erano totalmente asintomatici. E tutti i soggetti sono stati inseriti nel sistema regionale, quindi ogni singolo soggetto che abbiamo tamponato, sia l'esito positivo che negativo, è stato registrato nella piattaforma regionale, e i soggetti positivi sono stati ovviamente invitati al restare in isolamento domiciliare, ad avvisare il proprio medico. Abbiamo avvisato noi direttamente l'azienda ULSS che se ne è preso carico dal punto di vista di tracing. Nel caso di mancanza di link epidemiologico, gli ho fatto la richiesta di effettuare un test molecolare per andare a verificare appunto la positività. Diciamo che la percentuale di positivi a livello delle varie province è abbastanza uniforme, va dallo 0% su Venezia, perché non abbiamo trovato nessuno, fino all'1,65 di Belluno, 0% abbiamo campionato su Venezia 568 persone. E a Belluno ne abbiamo campionate 121, abbiamo trovato una famiglia, quindi di conseguenza questo porta ad avere 1,65 di positività. E le altre province? Le altre province abbiamo 0,15 Padova, 0,28 Rovigo, 0,47 Treviso, 0,32 Verona e 0,41 Vicenza. Sì, questa la possiamo dare. Il professore sa che gli ruberò quel prezioso scritto che ha No, gliel'ho già davanti consegnato al per Presidente, aiutare i l'ho scritto. colleghi, grazie. Cioè quello senza le mie note, quindi 041 Vicenza. 041 Vicenza, sì. Allora, se dopo vado a suddividere per grandi gruppi, perché come vi dicevo prima, i soggetti che noi abbiamo in qualche modo arruolato avevano una differenziazione, cioè abbiamo i clienti della grande distribuzione, i familiari dei soggetti appartenenti agli enti e altri che non erano, diciamo, quelli di passaggio, tra virgolette. Su questi abbiamo uno 0,58% di positivi. Mentre se andiamo a vedere chi lavora nella grande distribuzione aveva lo 0,19, dopo abbiamo uno 0,20 per i dipendenti, i volontari della Croce Rossa, che ringrazio di nuovo, era 0,20, però abbiamo cercato di in questa fase dobbiamo eliminare i soggetti che hanno avuto un tampone negli ultimi 14 giorni, ma ovviamente questo lo potrò fare non appena avremo le informazioni che derivano dal sistema di sorveglianza regionale. E quindi a quel punto io mi baso su un dato indicato dalla persona in anamnesi, quindi di conseguenza dovrò pulirlo su questa indicazione, ma penso che non cambierà di molto la situazione. E i dipendenti comunali abbiamo anche, che prima me l'ero dimenticato, abbiamo lo 0,11%, mentre nella Guardia di Finanza, perché è stato un altro degli enti che abbiamo tamponato, abbiamo avuto lo 0%, però devo anche dire che sono quelli che sono più attenti e maggiormente anche controllati. E dopo lascio tutto per gli eventuali. Dopodiché ho fatto anche una suddivisione sulla base di quello che era la possibilità di aver avuto un tampone nel periodo precedente. Abbiamo lo 0,25 sui soggetti che non hanno mai ricevuto un tampone, almeno hanno dichiarato di non aver fatto mai un tampone durante tutto il periodo dell'epidemia, e diventa 0,35 per quei soggetti che erano fatto più di 2 settimane prima del tamponamento fatto da noi e 0,40 chi l'ha fatto negli ultimi 14 giorni. Però ribadisco, questo è un dato che dovremo andare in conferma sul dato oggettivo, che è il dato che noi ricaveremo dal database del SIAVR, quindi dal database ufficiale della Regione Veneto. Dopodiché abbiamo fatto anche ulteriori due, tanto per vedere quante persone erano già state vaccinate contro l'influenza del nostro campione. Abbiamo il 28%, ha dichiarato aver fatto la vaccinazione contro l'influenza. Andando a valutare le classi di età, ovviamente abbiamo soprattutto
molto elevata per i soggetti più anziani, cioè quelli che vengono attivamente richiamati, quindi sopra i 65 anni. Poi abbiamo chiesto chi si vaccinerebbe contro il Covid. Abbiamo avuto l'84% mi ha detto di sì, il 16% è un no secco oppure non mi ha risposto, quindi diciamo che noi gli esitanti. Se dopo siamo andati a vedere quanti in quelli che mi dicevano di no erano positivi, abbiamo lo 0,61 rispetto a chi mi diceva mi vaccinerei sicuramente con lo 0,28, quindi un 3 volte in più. Quindi vuol dire che alla fine anche i comportamenti dei soggetti che magari sono un po' refrattari alla vaccinazione, quindi magari, ma è una mia supposizione, anche a quelle che sono le misure preventive, li espone a un maggior rischio, perché è importante ricordare, come ha detto prima anche il Presidente, che rimaniamo sempre in questa fase con la prevenzione, l'aspetto peculiare. Noi abbiamo una curva che ci dà ottime speranze, ci dà una grande visione per il futuro, perché veramente mi ha chiesto di spiegare perché, ma è difficile spiegarlo, perché è una ripida caduta nelle terapie intensive, che a mio modo di vedere è l'indicatore più certo che noi abbiamo, e mantenere le distanze, l'utilizzo dell'igiene delle mani e la mascherina rappresentano ancora quello che è la misura importante e più efficace, ovviamente aggiungendoci quello che sarà il piano vaccinale, che sicuramente ci dà una mano importante per combattere questo evento che ormai una onda lunga, diciamo così, perché ormai è tanto che l'abbiamo tra noi purtroppo. Quindi in sintesi si può dire che lo studio ha confermato quello che è una circolazione in questo mese che è ridotta nella popolazione oggetto di indagine, però volevo anche sottolineare anche un altro aspetto, che sicuramente chi arrivava da noi era un soggetto che non era entrato in contatto con i dipartimenti di prevenzione. Mi spiego meglio. Cioè, se un soggetto è positivo, viene preso in carico dal Dipartimento di Prevenzione, questo lo sapete benissimo. Viene fatta un'inchiesta epidemiologica, quindi contact tracing, e quindi di conseguenza queste persone che sono sicuramente state contattate da un dipartimento, sicuramente non circolano e sicuramente non li avrei mai intercettati. Quindi devo dire che sembra essere l'85% dei soggetti presi in carico, ma anche di più e più alto, quell'indicatore che fa parte di quei 21 indicatori per le aree, nella Regione Veneto posso dire che effettivamente è reale, perché se noi andiamo a vedere quelli che circolano sono soggetti che non sono stati intercettati dalla grande numerosità di tamponi che abbiamo fatto e soprattutto dalla presa in carica di un dipartimento di prevenzione. Quindi un elogio anche a chi lavora nel territorio e che ogni giorno svolge quell'indagine epidemiologica che fa parte del Dipartimento di Prevenzione da sempre. L'altro aspetto che magari dobbiamo ricordare è che in situazione di bassa prevalenza, e questo lo dice anche la circolare, nel momento stesso che faccio un test di screening e mi trovo positivo, in assenza di link epidemiologici, questo è importante dirlo, è indispensabile, a mio modo di vedere, farsi anche un'ulteriore indagine più approfondita. Ma questo vale anche per altri screening, perché il valore predittivo positivo in basse prevalenze ovviamente è molto ridotto. Dopodiché, non so se adesso dovrei fare l'estrazione, dovrebbero darmi i dati della Regione dell'estrazione di questi soggetti, che ricordo sono tutti volontari, quindi li ringrazio anche di aver preso parte all'indagine, e hanno firmato un consenso informato per l'utilizzo dei loro dati, e di conseguenza adesso andrò a valutare cosa è successo nei 15 giorni dopo l'indagine stessa, quindi una sorta di follow up dei miei soggetti per capire cosa sta succedendo a questa corte. Poi sulla curva in discesa bisognerà valutarlo, perché sicuramente è una combinazione di tante cose. Sono molto curioso di capire anche i risultati dello studio di seroprevalenza che la Regione Veneto sta conducendo, perché quello mi darà un'indicazione anche di quelli che sono i soggetti che sono venuti in contatto con il virus, e quindi quello è un'indicazione ancora più che aggiunge, diciamo, informazioni indispensabili per capire come è circolato, perché noi vediamo i sintomatici, isoliamo i contatti, però gli asintomatici comunque
continuano ad esserci, magari stanno riducendosi, però ci sono, quindi di conseguenza quel tipo di test, quel tipo di seroprevalenza mi permetterà con l'indagine anticorpale di valutare se un soggetto è venuto in contatto con il virus stesso. E poi l'altro aspetto che sono molto ma molto curioso è lo studio delle varianti, perché anche quello è un aspetto che potrebbe in qualche modo spiegare quello che sta succedendo, perché vi ricordo che guardate un po' tutte le curve di tutte le regioni, l'unica curva che è in questa direzione, con questa intensità, è quella della nostra regione, quindi di conseguenza è un aspetto, questa variabilità dal punto di vista epidemiologico attira l'attenzione, perché capire perché da noi va così, da un'altra parte va colà, è una cosa importante per capire meglio e essere pronti, perché bisogna imparare a conviverci, ve l'ho detto anche l'altra volta, con un virus che ci ha dimostrato di stare da noi e di starci bene, purtroppo per noi. Purtroppo per noi. Io avrei finito, quindi sono a disposizione se... Il giro è sempre lo stesso: Tosato, Nicolussi, Moscati, Fois, e per ora basta. Professore, buongiorno. Alla luce di quello che ci ha detto, si potrebbe così con un po' di ottimismo dire che, continuando di questo passo, non abbassando la guardia e in assenza di fattori al momento imprevedibili, la prospettiva di una liberazione totale dal Covid è vicina? Numeri alla mano, perché se il dato è 3 per 1000, addirittura, certo si tratta di un campione, ma ad esempio nel campione veneziano siamo a 0, lei ipotizza, immagina una ulteriore tendenza di questa curva che vada verso l'azzeramento, sempre in assenza di fattori al momento imprevedibili? Ha risposto già? Ma deve rispondere lei. No, sono convinto che devo rispondere io. Allora, il concetto sta nel fatto che i dati vanno nella direzione giusta. Ci potrebbero essere ovviamente un campione, quindi quello 0% dovrebbe essere anche rivisto anche sulla base di un campionamento molto più ampio, perché se abbiamo numeri molto bassi, cioè una circolazione molto bassa, questo implica sicuramente che è difficile da trovare un soggetto positivo. I dati, quelli fatti vedere dal Presidente, ma anche questi, appunto aspettiamo quelli della seroprevalenza, però alla fine vanno in questa direzione. Lei ha detto una cosa molto corretta: non dobbiamo abbassare la guardia. Questo libera tutti, quando giocavo ero piccolo, me libera tutti, non sono ancora convinto che si possa dire. E soprattutto perché bisogna in qualche modo continuare a mantenere alta l'attenzione, perché la contagiosità del virus è molto elevata. Nel momento stesso che noi abbassiamo, se guardate qualche curva a livello regionale, vedete proprio l'andamento, prima curva, seconda curva, e vedete anche una terza curva. Quindi dobbiamo stare attenti a questa terza ondata, che non dobbiamo fare in modo che ci sia. La direzione è quella giusta, bisogna continuare così. Un momento, terza ondata. No, non ho detto che ci sarà una terza ondata, mi raccomando. No, da un momento. Siccome un paio di settimane fa il presidente Zaia, che adesso sta sorridendo sotto i baffi, ci aveva detto: con un po' di fortuna noi abbiamo scontato la seconda e la terza ondata insieme nella tempesta di novembre-dicembre. È molto lunga. Se l'abbiamo scontata non ce l'avremo più tra i piedi, si spera. Bisogna continuare a mantenere, ribadisco, le misure preventive, ci aiuterà sicuramente il vaccino. Stiamo andando fuori da quello che è il periodo più, diciamo, importante per restare in comunità, perché alla fine andiamo verso anche l'estate, che ci ha fatto vedere anche l'anno scorso che abbiamo avuto una riduzione molto importante. È stata un'onda lunga rispetto ad altre regioni, questo sì. Quindi in questa onda lunga, ribadisco, vediamo un attimo i risultati della seroprevalenza, perché vuol dire da lì possiamo un attimo anche vedere quanti sono i soggetti che hanno sviluppato già anticorpi, cioè c'è tanto ancora da capire, però se abbassiamo troppo la guardia, l'RT continuerà a salire, cioè tornerà a salire, quindi bisogna stare sempre molto molto accorti. Assembramenti, attenzione, molta attenzione a quelli, perché
là e in determinate situazioni possono comportare sicuramente delle problematiche. Ecco. Grazie. Prego. Nicolussi Moro, il Corriere del Bene. Allora, professore, dunque, noi avevamo questi dati. Per quanto concerne la prima ondata, i primi risultati condotti sia dall'Università di Padova che dall'Università di Verona, dal professor Lippi e dal professor Plebani sul personale delle rispettive aziende ospedaliere, aveva configurato un primo 4% di soggetti con anticorpi, quindi la sieroprevalenza era stata individuata nel 4%. Adesso in questa seconda ondata attendiamo l'esito di questa seconda parte dello studio, però è già molto significativo il fatto che il suo studio condotto, diciamo così, su una popolazione generale, quindi non su soggetti controllati, ma su soggetti presi anche a caso, identifichi uno 0,30% di prevalenza, nonostante la seconda ondata sia stata molto più significativa della prima, almeno per quanto concerne la nostra regione. Quindi questi due indicatori presi in esame da voi scienziati, che poi li comparate con tutta una serie di altri parametri, possono far ben sperare appunto nella come dire, risoluzione della pandemia verso un graduale spegnimento, oppure sono solo dei primi parametri che poi potrebbero essere esacerbati da altri fattori? Il concetto è che l'herd immunity, parliamo di una cosa che ormai conoscete, però può essere data dall'associazione tra quei soggetti che io vaccino e i soggetti che hanno in qualche modo contratto il virus e quindi hanno anticorpi. Una cosa di base è andare a calcolare, a valutare per quanto tempo questi anticorpi permangono e per quanto tempo sono efficaci nel darmi una protezione nei confronti della reinfezione o dell'infezione. Ovviamente bisognerà andare a vedere qual è la percentuale di questi soggetti che sarà positiva. Se era il 4%, sicuramente me ne aspetto qualcosa in più, perché ribadisco, il mio 0,2%, 0,3% è su una popolazione che magari può aver contratto il virus in maniera asintomatica, e questo non lo so, perché non ho fatto contemporaneamente anche un sierologico. Quindi di conseguenza il dato della seroprevalenza è un dato un po' più solido rispetto, anche perché preso in era prevaccinale, se lo facciamo nella popolazione generale, perché ovviamente non dovrò andare a prendere i vaccinati, perché ovviamente sarà un discorso un po' diverso. L'altro aspetto sono le varianti, perché il concetto è capire se queste varianti hanno in qualche modo, pensate all'influenza, no? Mi cambia ogni anno dobbiamo cambiare la tipologia della nostra prevenzione, soprattutto vaccinale. Bisogna capire se queste varianti in questo momento non lo hanno, però hanno qualche effetto sulla nostra diagnostica, sulla nostra protezione e sul nostro vaccino. Però per il momento le 3 varianti più importanti che stanno circolando questo non lo stanno evidenziando, quindi diciamo che se va avanti in questa direzione probabilmente dovremmo assistere sicuramente, non libera tutti per tornare alla domanda di prima, però sicuramente dovremmo avere una situazione un po' più tranquilla che ci consentirà di incominciare a vivere un po' meglio, ecco, diciamo così, perché aiutare anche chi in questo momento, non soltanto i malati, ma anche chi sta soffrendo per altro motivo, ecco. E l'ultima cosa, professore, voi quando vi siete presentati e siete andati in giro per tutto il Veneto, avete trovato, come dire, delle situazioni di grande accoglienza, nel senso che tante persone non riescono a fare il tampone, quindi anche chi voi non avevate pensato di tamponare si è presentata lì, o avete invece trovato delle situazioni di preoccupazione perché magari potevate dar fastidio? So, ci siamo un po' capiti, ecco. Diciamo che per la maggior parte delle volte siamo stati accolti molto bene da tutti, ma molto bene. Le uniche difficoltà possono anche nascere quando offrivamo il tampone, alcuni rispondono, ma se vengo positivo mi tocca stare a casa. Quindi questo è l'aspetto, che è un bias di selezione che vale, immagino, per tutto. Questa diciamo che è stata l'unica situazione un po' critica durante l'esecuzione, ma
Del resto noi non pubblicavamo nessuno, quindi di conseguenza diciamo la ringraziamo, arrivederci. Moscati, Nuovo Terraglio. Sì, buongiorno professore, mi scusi, io mi sono persa qualche numero. Lei ha detto che sono stati fatti questo test di terza generazione su 4.670. Sì, quella sì. Federico, scusa, se la stampiamo la relazione. Magari Ecco. l'abbiamo tutti. togli la mia sintesi. Scusa, Federico. Togli la sintesi finale. Il più bello. Ma avete anche la registrazione, ci mette un attimo a tirarla fuori. Dai. E appunto Vabbè. per questo È quello che ci interessava. Ma vi ho detto tutto, quello i miei appunti informali sono quasi detti tutto. Quasi. No, e sempre allora tornando, sarebbero 4.678 persone, sì. Sì. Ma volevo chiedere, queste persone a un certo punto lei ha detto ci sono uniti degli enti, poi ha parlato di grande distribuzione, poi ha parlato di una media aritmetica dell'età, 47,2. La media dell'età della popolazione testata. Che andava da 104 da un anno a 104. Perfetto, allora avevo capito bene. E vi do anche il dato dei positivi, avevano 43,6 anni, mediamente. I positivi. Ma è un dato, cioè, vabbè. Sì. Pochi sono 14. In tutti questi, ecco appunto, perché l'incidenza è dello 0,3%. Perfetto. Ok. Allora, tornando a chi erano, lei ha parlato di enti, sì. Poi ha parlato di clienti di grande distribuzione, sì. E allora volevamo capire questi enti cosa intendeva, dipendenti comunali, di qualche comune? Allora, c'era il comune di Verona, il comune di Padova. Dopo abbiamo fatto anche su Vicenza, anche me lo sono anche dimenticato, quindi anche l'Università di Vicenza, che è una sede distaccata di Padova. Ci sono stati dipendenti universitari, familiari, abbiamo avuto anche qualche convento. Abbiamo avuto veramente di tutto, cioè uno spaccato della popolazione più varia possibile. Di tutto. Perfetto. Di più. Benissimo. Abbiamo testato 14 suore, mi sembra, dello stesso convento. Stavo per chiedere io, suore o preti? Suore, sì. Da Vicenza erano. Da Vicenza. Benissimo. Vabbè, niente, allora, ed erano questi 14, allora abbiamo capito adesso quanti esattamente, erano pauci o assenti o pauci sintomatici. Sì, esatto. Che poi hanno sviluppato, perché voi avete detto non abbiamo fatto non il abbiamo post. Dobbiamo ancora andare a valutare sulla base dei dati regionali cosa è successo ai 14, ma anche a tutti gli altri 4.600. Perfetto, grazie mille. Grazie. Fois Media Nord-Est. Buongiorno, io volevo chiedere proprio sulla circolazione del virus, visto che questo è il primo studio a livello nazionale. Ricordo che quando l'Italia è stata la prima nazione in Europa ad essere interessata dal coronavirus, l'osservazione che si sentiva fare più ricorrente era che questa diffusione dipendeva dal fatto che da noi ci sono dei legami familiari più stretti e che magari in Germania o in Inghilterra sono pochi che vanno a visitare i genitori quasi tutti i giorni. Il fatto che adesso poi si è visto che invece il virus ha colpito di più invece in paesi come l'Inghilterra, quindi questa cosa non era vera o siamo noi che abbiamo cambiato le nostre abitudini? Diciamo che il virus entra e fa dei cluster. Quindi cosa significa? Che se un soggetto entra nella propria famiglia aumenta il cluster, quindi maggiori sono, diciamo, le interconnessioni familiari, e se mi entra un soggetto positivo all'interno di una famiglia, se non manteniamo, purtroppo sappiamo tutti che nell'ambito familiare si abbassano quelle che sono le nostre difese e quindi facilitiamo la circolazione del virus. Poi vi ricordo che eravamo in fase arancione, quindi tutto lo studio è stato fatto in zona arancione. Io Aldo Vanzan, Gazzettino. Professore, scusi, quindi voi l'avete fatto in che periodo di gennaio esattamente? Dall'8 al 27 di gennaio. 8-27. Lei si aspettava questo risultato? Pensava meglio o peggio?
Inizialmente mi pensavo peggio, devo dire la verità, però dopo, guardando i dati, ribadisco, di quello che succedeva all'interno dei soggetti sintomatici e contatti di sintomatici, che era del 4%, ho detto no, ci sta. Però, comunque il resto dell'Europa, lo diceva prima il presidente Zaia, è se non in lockdown quasi, e il virus non conosce barriere. Quindi non è In che questo momento ci sono le barriere, mi sembra. Sì, no? certo, però basta poco, cioè basta un trasporto, un camion che si E muova. quindi questo sarà sicuramente un'indicazione da tenere ben in considerazione nel momento stesso che le aree si diversificheranno, perché l'epidemia non è che inizia e finisce dappertutto nelle stesse identiche maniere. Diciamo, noi facciamo una curva complessiva dell'Italia, ma se guardiamo le varie curve a livello regionale sono curve diverse. Quindi questo sarà un'indicazione, ma soprattutto una valutazione da fare a livello nazionale, ma anche europeo, per capire un attimino sui movimenti, come dovremo muoverci, tra virgolette. Però, ribadisco, abbiamo un vaccino adesso, dai, speriamo bene. E gli anticorpi monoclonali. Volevo fare io una domanda al professor Baldo, se mi permette. Cioè, noi diciamo spesso che il virus come se viene, se ne va. Cioè, la storia, cioè, l'epidemiologia cosa ci dice? Se questi processi fossero naturali e l'uomo non intervenisse, cioè mediamente che durata hanno questi progetti, cioè, questi processi nella storia? Dipende molto da quello che è la fase iniziale. Cioè, se in fase iniziale noi abbiamo tutti i soggetti suscettibili, ovviamente perché diminuisce? Se noi guardiamo il primo caso è stato Snow, con l'epidemia di colera in Inghilterra. La gente non andava più a beverarsi a quella fontana perché sapeva che lì c'era qualcosa che non andava, no? Però la curva diminuisce perché aumentano, per mortalità ovviamente, perché diminuiscono i soggetti suscettibili nel tempo. Quindi se noi non interveniamo, la curva sarebbe stata molto alta, sarebbe durata molto lungo, perché siamo tutti suscettibili. Quindi è ancora più vero il discorso dei tamponi. Sì, a quel punto sì. Cioè fare tamponi forse a bassa prevalenza è difficile, perché eravamo in alta prevalenza, va benissimo. Quando abbiamo basse prevalenze fai fatica, perché chiamiamo la giostra che abbiamo mosso per fare tutto ciò, e con la Croce Rossa, gli specializzandi, gli infermieri, tutti i miei collaboratori, eravamo una trentina di persone ogni volta che si muoveva per garantire i flussi. Poi ci hanno dato una mano molto gli enti, tornando agli enti, oppure anche la stessa grande distribuzione ci ha dato una mano per la distribuzione dei flussi. Quindi è diciamo, un gruppo di persone molto grande, quindi il discorso anche bisogna valutare, per trovare così poco probabilmente bisognerebbe, quando siamo in alta prevalenza sicuramente è una cosa che ci aiuterà, ci ha aiutato, non ci aiuterebbe, ci ha aiutato a trovare molti e metterli in contact tracing. Secondo me è stata una cosa importante, indipendentemente poi da tutti gli altri discorsi che sono usciti. Lei sintetizzerebbe il virus non c'è? No, il virus c'è. Bisogna stare attenti. Diciamo che l'abbiamo quasi raggiunto. Vi ricordo l'altra volta vi ho detto che il ciclista in fuga e noi stavamo cercando di prenderlo. Diciamo che siamo lì, fra poco lo prendiamo e dopo lo superiamo anche. Posso fare un'ultima domanda? Finché volete. Nuovo Nicolussi, Corriere dell'Evento, poi di nuovo Moscati, il nuovo Terraglio, nessun altro? No. Deve fare anche lezione. Allora sarà ancora più rapido. La comunità scientifica mi pare che si sia abbastanza spaccata sulla priorità da dare. C'è chi dice è meglio vaccinare i giovani che sono veicolo di infezione, e chi invece dice è meglio tutelare i soggetti più fragili, quindi anziani, malati oncologici, eccetera. Allora, siccome questo è un discorso che è tornato fuori prepotentemente ed è fondamentale adesso per stabilire il calendario di priorità per la distribuzione di AstraZeneca, lei che è esperto addetto ai lavori, che cosa pensa? Che sia meglio vaccinare i veicoli di virus o le persone più fragili?
Ma siamo certi che siano i veicoli? Glielo chiedo, se non lo sapete voi. Il concetto è che adesso, cioè, quando noi prendiamo un vaccino, noi andiamo a valutare, quando andiamo all'acquisto, quello che è più efficace, e possiamo andare a scegliere quello che noi abbiamo. In questa fase non abbiamo questa possibilità. In questa fase abbiamo diversi prodotti che l'EMA ci ha autorizzato, che hanno diversità di efficacia, e quindi dobbiamo cercare di dare il vaccino giusto alla persona giusta. E quindi questo stanno cercando di fare i colleghi, lo stanno facendo egregiamente su chi vaccinare con quale vaccino. Ovviamente il vaccino più efficace lo do alle persone che sono maggiormente a rischio. Il vaccino meno efficace lo darò alle persone che, anche se contraggono la malattia, hanno una patologia meno importante, perché basta guardare la mortalità o i soggetti che sono stati ospedalizzati, riusciamo a identificare, ma è quello che stanno facendo, quali sono i gruppi a rischio che in qualche modo hanno bisogno di una maggior protezione. Stiamo andando nella direzione giusta, cioè ci arrivano i vaccini e i vaccini vengono distribuiti sulla base di quelle che sono le priorità che, a mio modo di vedere, sono corrette. Di nuovo Moscati, Sì. nuovo Terraglio. Qualcun altro? Sì, professore, prima parlava il Presidente riguardo alla trasmissione, era andata ieri sera questa intervista al professore Muzzi, che diceva appunto che mascherine, distanziamento e igiene delle mani possono avere un risultato migliore che il lockdown. Ecco, e su questo, che è una bella notizia, un bel concetto che ci piace molto, vorrei un suo parere. Mi ha anticipato. Effettivamente non hanno sentito. Se tutti utilizziamo il distanziamento, l'igiene delle mani, la mascherina in tutte le occasioni, sicuramente non ci serve il lockdown. Lo stiamo vedendo anche sull'influenza, se vedete. Guardatevi la curva dell'influenza, 0 casi, 0 isolati. L'influenza ha fatto la differenza, perché allora, se fosse vero, come non abbiamo avuto influenze quest'anno, in teoria non avremmo dovuto avere neanche Covid, se fosse vero questo. No, però ma c'è il vaccino che fa... c'è il vaccino, ma c'è anche una memoria immunologica nei confronti dei virus circolanti che per il Covid non è ancora instaurata. Non c'è. Ecco, però effettivamente lo ha fatto con l'influenza, insomma. Sì, l'influenza c'è un R0 maggiore del Covid, vi ricordo. Però c'è anche una memoria immunologica, cioè noi lo ricordiamo, qualsiasi di noi ha fatto il vaccino o comunque è venuto in contatto con il virus dell'influenza. E quindi il nostro sistema immunitario, viva Dio, funziona bene, quindi per chi lo ha funzionante, ovviamente. Esatto. E quindi di conseguenza su queste persone, diciamo che l'esempio, se fai il parallelismo tra i due, tu vedi la curva, tanti soggetti suscettibili, ancora poco vaccino, comunque mascherine, comunque la curva è andata su. Vuol dire che non tutti l'hanno utilizzata in maniera corretta. Sicuramente, ma allora tanto vale, invece di fare, come hanno fatto molti scienziati in questo periodo, il tifo per il lockdown continuamente, o auspicandolo fortemente, imponendolo addirittura fortemente, sarebbe stato meglio spendere più energie proprio invece nella direzione giusta. Ma il lockdown è qualcosa più controllabile rispetto all'utilizzo della mascherina di tutti. Sì, fa tanti altri danni collaterali, è come prendere una medicina per una cosa e ammalarsi per un'altra. Entriamo in un altro tunnel da cui non usciamo molto facilmente. Non ne usciamo più, Grazie. Tosato ultimo, perché il professore deve fuggire. Sarò fulmineo. C'è in ballo, tra gli altri, il ruolo di Ministro della Sanità. E qui parlo proprio al docente universitario. Allora, a riguardo, ieri, il professor Crisanti si è dichiarato interessato. Qualcuno ha fatto anche il nome della Capua, però il professor Galli ha detto no, la Capua non sarebbe adatta perché... Io non ho le conoscenze per poter definire se uno è adatto o non meno. ha qualche preferenza lei? No, io non faccio politica, quindi non ho idea, perché lì è un ruolo, non è un ruolo tecnico, è un ruolo politico, è un discorso un po' diverso.
E Mi con propongo io questo... se vuole. Vede, che Ma l'abbiamo non spanata. non ci andrei mai. Grazie. Prego. No, io desidero ringraziare il professor Baldo, uno scienziato, che è l'unico titolato a parlare di questi argomenti e dei piani di sanità pubblica, perché è il suo mestiere. Come dico sempre io, se tu porti le urine in un laboratorio, il direttore del laboratorio parla della composizione delle urine e non fa l'urologo. Ecco, qui abbiamo l'addetto ai lavori, nel senso colui che insegna ai ragazzi i piani di sanità pubblica, chi tamponare, come stabilire le popolazioni target ed altro. Grazie veramente per il grazie a lavoro voi. eccezionale, che è l'unico in Italia, fra l'altro, voglio ricordarvi. Quindi col follow up adesso che avremo sarà ancora più completo, immagino che andrà pubblicato poi, sarà di sì. oggetto di pubblicazione nelle riviste scientifiche, ma voi ce l'avete in anteprima, o meglio Grazie a Veneti, tutti, sempre in arrivederci. prima fila. Grazie. Arrivederci.
oltre all'informazione che qualcuno aveva chiesto rispetto alle informazioni che aveva chiesto al dottor Mongilio rispetto alle piattaforme, al nostro sistema informatico, in particolar modo oggi ci dà anche un aggiornamento sui vaccini, perché poi è l'uomo macchina che si occupa appunto dello smistamento dei vaccini e dell'arrivo, quindi è l'uomo che ha il magazzino in mente, quindi è in grado di darci al millesimo, diciamo, con una perfezione unica appunto lo stato dell'arte. Beh, intanto inizierei con gli auguri al signor Giuseppe Bassi di 102 anni di oggi, di Villanova di Campo San Piero. Giuseppe Bassi, 102 anni. Fra l'altro abbiamo veramente un assalto da parte di centenari che compiono gli anni, e c'è anche una bella storia che ne parleremo domani, di 3 centenari assieme, 2 gemelli e il marito di una dei 2 gemelli, per cui belle storie, fra l'altro di veneti che comunque nonostante l'età sono ancora autosufficienti e hanno i loro progetti di vita. Molecolari sono 3.779.065, i test rapidi sono 2.668.761. Nelle ultime 24 ore abbiamo rilevato 629 positivi. Così è la valutazione: 629 positivi su 39.047 tamponi, ci dà un'incidenza dell'1,61. Vorrei spendere 1,61. Dopo magari ve lo faccio girare questo foglio. Vorrei spendere una parola sull'incidenza, nel senso che vi ricordo che la Regione Veneto, nonostante i detrattori, ha sempre avuto l'incidenza di gran lunga inferiore alla media nazionale. Abbiamo fatto ottobre con il 5% di incidenza, novembre e dicembre con l'8% di incidenza. Vi ricordo che novembre e dicembre il Paese Italia andava dal 14 al 17%, dipendeva dalle giornate. Oggi siamo all'1,61, penso che l'Italia sia forse 6, 7, una roba del genere. Questo è il nostro dato, 1,61, che peraltro si conferma di giorno in giorno nei nostri calcoli. Numero di positivi dall'inizio del contagio sono 335.945. Questa dà un'idea dell'amore di lavoro che è stato fatto. Se ci pensate, abbiamo quasi 6 milioni di test fatti. Se tu fai test trovi positivi. C'è molte regioni in Italia che non sono in grado di esibire 313.000. Vi dico che questo è il paradosso della virtuosità, se ci pensate, no? Ne abbiamo tanti, a uno verrebbe da dire la regione con più positivi nella storia del coronavirus è il Veneto. No, è la regione che ha fatto più ricerca di positivi, quindi questo è un elemento di virtuosità, non di diciamo non positività. E i positivi di oggi, avete visto anche rispetto a ieri in altri 4.000 di meno, sono 30.360. Avendo poco ingresso di positivi quotidiano, abbiamo molte negativizzazioni, quindi il bilancio è inattivo per le negativizzazioni, 30.360. Vi ricordo che 10 giorni fa avevamo quasi 90.000 positivi. I ricoverati, com'era? Per un punto Martin Pesser K, c'era scritto nella carta da gioco. Ci manca un ricoverato per essere a eguagliare il 31 marzo che aveva 2.068 ricoverati. Quindi vorrà dire che il bollettino di domani verosimilmente avrà numeri inferiori alla punta massima della prima fase. Prima fase, 31 marzo, avevamo 2.068 ricoverati e 31 marzo. Il 1° di aprile avevamo avuto la punta massima di terapia intensiva a 3,56. Oggi siamo a 2.068 ricoverati, 69 scusatemi, neanche a farlo apposta. Terapie intensive. 211. Considerate che le terapie intensive negativizzate, c'è il dato che troverete questa sera nel bollettino nazionale, è 168, perché noi qua ci mettiamo anche i positivi, meno 11, 1.858 l'area non critica, meno 48. È innegabile che la pressione ospedaliera sia in calo. Vi porterò i prossimi giorni le curve dell'infezione relativa ai carichi in ospedale, quindi all'area non critica e l'area critica, quindi le terapie intensive. E vedete una curva che è inspiegabile rispetto alle altre curve che si vedono solitamente, che anche voi pubblicate a livello nazionale e internazionale.
vedo una curva con un'ascesa repentina e un crollo drastico. Anche qui, funziona o non funziona la zona? Io vi dico solo questo, che noi abbiamo iniziato le vere restrizioni dal 24 di dicembre. Il 24 dicembre l'Italia si è dotata di una misura natalizia che prevedeva le zone arancioni nei prefestivi, scusatemi, nei giorni feriali e le zone rosse nei prefestivi. Quindi in 15 giorni, dal 24 dicembre al 6 di gennaio, noi abbiamo avuto più o meno una decina di giorni di rosso e i rimanenti dei 15, 5-6 giorni di arancione. Se voi vedete la nostra curva delle infezioni che ha toccato il picco a dicembre, fino al 31 dicembre noi siamo saliti. Abbiamo passato le 400 terapie intensive, i 3.400 ricoverati. Dal 1 di gennaio la curva inizia a crollare, ma è inverosimile che l'impatto sulle terapie intensive che crollano il 1 di gennaio sia data da una restrizione che è avvenuta 6 giorni prima o 10 giorni prima, perché 24 dicembre e 1 di gennaio sono 7 giorni. Quanti sono? Quindi capite che la curva ha fatto una vera inversione a condizioni inalterate. Che poi le restrizioni abbiano agevolato, questo non ve lo so dire, e non sto neanche escludendo che le restrizioni non servono, assolutamente, fondamentale perché sono delle regole. Però è innegabile che la nostra curva ha iniziato a calare dopo 7 giorni. E voi sapete, e lo capite, che un'infezione che si contrae, prima di essere catapultata in un ricovero ospedaliero o in una terapia intensiva, peggio ancora, ne passano di giorni, passano settimane, perché si calcola 2-3 settimane, 2 settimane per l'area non critica e 3 settimane per la terapia intensiva. Noi già il 1 di gennaio avevamo le terapie intensive in crollo, cioè che andavano giù. Prego. No, perché avevamo un tasso di ospedalizzazione, giusta la domanda, cioè l'ingresso in ospedalizzazione ha invertito la tendenza, cioè aumentavano le dimissioni rispetto alle ospedalizzazioni. E questo è il vero tema, perché uno potrebbe dire calano perché ci sono i morti. Invece il vero tema è che noi l'inversione l'abbiamo avuta nell'ospedalizzazione. Lo vedete proprio negli istogrammi, vedete che a un certo punto inizia a calare l'ospedalizzazione e quindi aumentano le dimissioni al netto delle mortalità. Il totale dei morti è 9.103 più 57. Vi ricordo che questa è la parte finale purtroppo dell'infezione ed è quella che calerà per ultima, no? Prima i ricoveri in area non critica, poi le terapie intensive ed infine le mortalità. I dimessi sono 14.541. Quindi dall'inizio della crisi noi abbiamo sostanzialmente dimesso, guariti, 14.541 persone. Oltre poi a tutto il tema del domiciliare, sul quale ovviamente qua stiamo parlando dell'ospedaliero. Io avrei concluso come presentazione. Vi dico che a parte oggi l'esposizione, che in particolar modo ci tengo per il tema dei vaccini del dottor Mongillo, domani ci sarà il professor Baldo. Il professor Baldo porterà uno studio che è unico nel suo genere. Ci tengo a sottolineare questo aspetto perché noi abbiamo voluto con forza, abbiamo finanziato, che è quello della circolazione del virus. E vedrete i dati domani che ci daranno uno spaccato dello stato dell'infezione nella popolazione del Veneto, che è uno spaccato che magari qualcuno non si aspetta. Dall'altro voglio anche ricordarvi che venerdì mattina ci sarà la dottoressa Russo che presenterà il nuovo piano di sanità pubblica relativo alle scuole. Perché sulle scuole, oltre a rinnovarvi l'informazione che io spero già da lunedì mattina si ritorni alla vecchia modalità, che è quella del se c'è un contagiato in una classe, quindi contagi primari, si provvede al tampone per tutti gli altri, diciamo, presenti in classe, ma non alla quarantena della classe, e quindi torniamo al vecchio ordinamento. Considerate che oggi lo possiamo fare perché la circolazione del virus, lo capirete domani, è molto bassa. Quindi il rischio che il contagio secondario si palesi e ci sia un cluster scolastico, oggi possiamo dire, e questo giustifica anche il fatto, lo vedrete, magari lo chiederemo al professor Baldo, giustifica anche il fatto che aver procrastinato di un mese l'apertura della scuola ci ha aiutato su questo fronte, è innegabile. Questo ci permetterà appunto di far questo. Però la dottoressa Russo venerdì vi darà tutto un piano di sanità pubblica innovativo, veramente vi invito a venerdì, perché venerdì avremo delle grosse novità sulle quali noi abbiamo già discusso da giorni,
anche rispetto degli screening innovativi che andremo a fare coinvolgendo le scuole. Per quanto riguarda i cittadini, questa fra l'altro è la settimana dei mondiali di sci, che avranno inizio domenica, per un paio di settimane ci saranno i mondiali di sci. Saranno a porte chiuse. La raccomandazione che faccio ai cittadini è quella di essere assolutamente attenti ad ogni forma di assembramento. Ci sono una decina di giorni, mi sembra, di mondiali. E attenti ad ogni forma di assembramento, che è quello che ci preoccupa, perché il virus è vero che magari può circolare di meno rispetto a dicembre, ma c'è. Il che vuol dire che se facessimo assembramenti di positivi faremmo ripartire l'innesco e quindi il problema. Ve lo dico perché ricordo a me stesso e l'ho voluto dimostrare anche senza adottare ordinanze per gli spritz, per i bar. Ricordo a me stesso che il tema del rapporto e della sfida da vincere tutti assieme è fondamentale, cioè il patto che dobbiamo stringere tra cittadini è alla base di tutto. Qualcuno di voi l'ha anche giustamente titolato questo aspetto, cioè bisogna che questa sfida adesso non sia più una sfida da zone, ma sia una sfida da cittadini. Vi ricordo che il passaggio di zona, noi abbiamo un RCONT che non prevede un passaggio ad altre zone, questo lo possiamo anche, diciamo, tranquillamente annunciare, e quindi immagino che venerdì sia e sarà confermato il colore della zona gialla. Però vi ricordo anche che il passaggio di zona è molto più repentino rispetto a prima, perché oggi si introduce il livello dello scenario che prima non pesava sul passaggio di zona. Quindi se tu hai un rischio moderato o alto, rischi di scattare in zona senza pur avendo un RCONT non compatibile col passaggio di zona. Questo è fondamentale da sapere, perché quindi siamo ancora più chiamati alla responsabilità proprio per questo. Ringrazio infine i ragazzi, perché i ritorni che abbiamo dai ragazzi delle scuole sono eccezionali, del rispetto delle regole, del fatto che a differenza di altre regioni il tema degli steward, il tema dei bis funziona, del fatto che il grande lavoro che stanno facendo i nostri 700.000 studenti, 240.000 dei quali delle superiori, ci pagherà sul fronte dell'infezione. Quindi penso che sia assolutamente doveroso riconoscere questo impegno. Noi adesso abbiamo 3 settimane in zona con il 50%, vi ricordo, questa è la prima settimana, poi avremo altre 2 settimane, dopodiché valuteremo che step adottare per incrementare, ovviamente, perché la visione è quella di portarli al 100%, anche se ricordo che il decreto prevede il massimo 75%. Però insomma ci sarà un'azione di avvicinamento alle quote massime in accordo con l'Istituto Scolastico Regionale e con anche le aziende di trasporto, che mi sento di ringraziare perché al momento, insomma, e voi siete giusti testimoni, hanno dimostrato di aver avuto una gestione assolutamente efficiente. E sul fronte dei vaccini noi continuiamo ad andare avanti nella nostra azione di scouting, sia giuridica per capirne la sostenibilità, che diciamo tecnica per capirne e di mercato per capire quale sia e se vi è una disponibilità di mercato. Confermiamo la nostra volontà di far di tutto affinché si possano vaccinare i veneti che vogliono vaccinarsi nel più breve tempo possibile. Questa è la vera sfida. Resto convinto che un comparto, ne parlavo anche con il presidente Michieli di Federalberghi, ci siamo messaggiati ieri, piuttosto che con le nostre imprese, avere dei comparti produttivi covid free diventi sia un atu, no? Sia un plus importante dal punto di vista commerciale. Soprattutto pensate nel turismo, dove noi abbiamo il 66% dei turisti che sono stranieri. Allora all'Europa che ci mette in zona rossa noi rispondiamo con le vaccinazioni e con il fatto di tranquillizzare i nostri ospiti del fatto che noi vogliamo avviarci a questa certificazione. Aggiungo anche che è completata, e ho visto le carte da Rigoli proprio domenica mattina, del tema della validazione del tampone fai da te. Adesso le carte verranno finalmente mandate a Roma. Vi ricordo che noi abbiamo voluto dar vita a uno studio multicentrico per serietà, quindi coinvolgendo Trento, Bolzano, il Friuli Venezia Giulia ed altre realtà, se non ricordo male anche dell'Emilia Romagna, proprio per testare in più centri questo fai da te.
Rigoli mi ha anticipato che funziona, ovviamente con i limiti di un tampone che ha molte amplificazioni, sopra le 33 amplificazioni comincia a calare di sensibilità. Ma voi sapete che ormai il mondo scientifico ha adottato come prerogativa che sopra un tot numero di amplificazioni di CT nella PCR si ritiene che vi sia, e qua devo dire che il dottor Rigoli è stato il primo a dirlo in assoluto, anche se molto criticato, poi ha avuto ragione, che vi ricordate quando diceva alla fine sopra tante amplificazioni si trovano pezzi di RNA, pezzi di virus, ma non si trova il virus e non si trova la virulenza. Oggi la letteratura scientifica ha confermato questo. Passare la parola per domande e poi al dottor Mongillo. Allora cominciamo, c'è in pole position Filippo Tosato, per favore dite nome, cognome e testata, grazie. Filippo Tosato del Mattino, buongiorno, Buongiorno. Presidente. Io ho una domanda da farle che riguarda la scuola e la prevenzione scolastica. Prima però vorrei tirarla un po' per la giacchetta su quello che è il tema del giorno, cioè il tema politico del giorno, la convocazione di Draghi da parte del Presidente della Repubblica. C'è preoccupazione, c'è confusione, è una crisi insomma, che sta mettendo a rischio molte iniziative importanti e molti fronti importanti. Dal suo punto di vista, quale dovrebbe essere l'atteggiamento della politica nei confronti di Draghi? E quale potrebbe essere o dovrebbe essere l'atteggiamento del suo partito, della Lega? E ancora, dal suo punto di vista, c'è la possibilità in questo Parlamento di arrivare ad una maggioranza di governo sostenibile, credibile? Ma guarda Filippo, io dico questo, dico che intanto è fondamentale capire se il dottor Draghi accetterà l'incarico. Se lo accetterà con riserva, e quindi è fondamentale intanto capire questo. Mi sembra che mentre noi siamo qui, lui sia a colloquio col Capo dello Stato. Del fatto che lui rappresenti una figura di altissimo valore istituzionale, con dei link a livello internazionale unici, penso che questo venga riconosciuto a livello planetario, no? È stato ex presidente della BCE, basterebbe partire da lì, andare in giù, in su, insomma. Però al di là di questo, penso che le parole del Capo dello Stato siano state assolutamente quasi anche una sorpresa, no? Se vogliamo anche in un certo qual modo irrituali per noi cittadini che non avevamo mai sentito un discorso così preciso e puntuale. Se oggi siamo in queste condizioni, lo dobbiamo a una maggioranza che ha trascinato un'agonia e soprattutto ha procrastinato questa agonia facendoci assistere a un teatrino che avremmo voluto, e ve lo dico non perché faccio parte di altra parte politica, perché tutti noi cittadini mi hanno detto ma se non c'è, non c'è, punto, è inutile che andiamo avanti. E quindi noi abbiamo perso tempo utile che in un periodo come questo è tempo vitale. Forse il termine azzeccato è vitale, no? Siamo in piena pandemia, abbiamo assistito, magari noi non ce ne rendiamo conto, ma è quasi un mese che va avanti questa storia. 2 mesi, insomma, è tanto, cioè, vuol dire andare avanti con la prima ridotta, no? Per chi si intende di macchine di fuoristrada, se va avanti con la prima ridotta. Capo dello Stato ha detto che intravede come unica soluzione quella di un incarico al dottor Draghi. Lo sappiamo che costituzionalmente non è l'unica soluzione e la prova provata è che se il dottor Draghi non accetta oppure non trova una maggioranza per la fiducia, comunque non è l'unica soluzione, ci tocca o si va al voto. Questo è scritto nella Costituzione. Il popolo è sempre sovrano. Dopodiché, come valutare questa azione? Io penso che sia fondamentale dire che ci sono 2 fasi. La fiducia, che non può prescindere dalla seconda fase, che è quella della progettualità. Ma questo spetta alla politica, no? Onestamente, che considerazioni posso esprimere io, che non so neanche cosa ha in mente il dottor Draghi? Ma nessuno lo può dire in questo momento. Sarà lui a chiarire alla politica quali sono le sue visioni da qui
A quando? Altro punto di domanda. Sarà un limbo fino all'elezione del capo dello Stato? Sarà un limbo fino alla fine della legislatura? Che durata avrà questo governo? Allora, quindi c'è un tema di progettualità e un tema di durata, ma questi sono due temi che verranno chiariti nel confronto con la politica. Io mi fermo qui. Poi uno dice bisogna essere responsabili o responsabili. Noi siamo sempre responsabili, ma la responsabilità deve essere nell'indole umana, ma non la follia di andare sul crinale di un burrone. E quindi tutto dipende da cosa dirà il dottor Draghi alle forze politiche. Nella fattispecie il nostro segretario, immagino, approfondirà. Non ho altro da aggiungere, perché sapete, è difficile parlare di una roba che è in corso e probabilmente magari dice, non so, accetto o non accetto, accetto con riserva, non ho la più pallida idea. Però la progettualità è la base di tutto, Cioè, a cambiare in bianco penso che non ci sia nessuno che la firma. Ecco, no, per carità. E penso che se il dottor Draghi si invertissero i ruoli, fosse al posto di uno che deve esprimere una valutazione, farebbe la stessa considerazione. Dottore o professore? Io non so, è docente universitario? È stato proprio, sì, anche a Professor Padova, Draghi. anche a Padova e a Venezia. Ah sì, vero, vero. Soltanto una puntualizzazione. Siccome ci sono forze politiche, ad esempio il Movimento 5 Stelle ha detto noi non lo voteremo perché noi vogliamo un governo politico, non voteremo mai un tecnico. Dal suo punto di vista, l'essere una figura di estrazione tecnica, non espressione della politica, è un limite oppure, come prima lei accennava, vediamo la progettualità, cioè vediamo le carte in tavola senza pregiudiziali? Ma guardate, io penso che cioè noi non possiamo, le considerazioni vanno espresse a fronte di progettualità. Punto. E spero che non siano, diciamo, collegate alle poltrone, perché sennò torniamo a cadere nell'oblio. Cioè, questa è una fase nella quale si devono valutare i progetti, punto. Dopodiché, se sarà convincente una progettualità, ci sarà qualcuno che si aggregherà. Se no, immagino che la situazione va a finire male. Bene, grazie. L'altra domanda invece, vado sintetico, riguarda proprio la scuola e la prevenzione. Prego. Lettera di un gruppo di genitori che hanno i figlioli alle elementari. Sì. Nella scuola dell'obbligo, in presenza di un positivo, la classe va in quarantena, ricorda? Da lunedì non più. Ah, ecco. No, l'ho detto prima, forse non mi sono spiegato bene. Non avevo colto questa cosa. Sì, perché avevo dato per scontato. Da ecco. lunedì si cambia, infatti viene la dottoressa Russo venerdì perché oggi il virus circola di meno. Quindi... ecco, io non avevo colto questa cosa. No, ma forse perché... è colpa mia perché avevo dato per scontato. Va bene. Quindi venerdì avrete la dottoressa Russo che spiega il nuovo piano di sanità pubblica per la scuola. Va bene. Te già rimasta concentrata su Draghi. Ma so che anche nei suoi pensieri... Chi? Draghi. Ah. Magari, perché? chi lo sa, potrebbe... Perché? Oh, non so, magari... Voi non siete giornalisti, siete fantasisti, che è un'altra roba. È per reagire a questo grigiore. Grazie. Prego. Si era prenotata Moscati, poi Nicolussi Moro. Sì, buongiorno. Buongiorno. Presidente Moscati, Nuovo Terraglio. Volevo chiedergli tre cose. E la prima era che tempo fa ci aveva promesso anche di darci di nuovo nel bollettino i nuovi nati, poi non l'ha più fatto. Ma sì, bisogna che ci ricordiamo. No, ma non vorrei, perché siccome invece sono passati... Nascono comunque, tranquilli. Sì, no, ma invece era perché... Non è che sono in attesa. Per avere una conferma, perché siccome sono venute fuori delle agenzie e degli articoli su un calo notevole... No, il Veneto cresce. Benissimo, e questo è già... Ne abbiamo sempre guardate più o meno un centinaio al giorno, dagli 80 ai 100 al giorno. Bene, ecco, allora lo aspettiamo. E poi lei mi ha preceduto prima nella domanda, volevo chiederle dei tamponi fai da te. Allora, questi fanno parte un po' anche del progetto Covid Free che avete in mente, questi tamponi fai da te? Cioè se riusciamo ad accelerare...
Allora, guardate, il vero tema è che se questo paese si decidesse, noi siamo stati i primi al mondo, parlo del Veneto, a parlare del fai da te e a farlo vedere, vi ricordate quella volta, no? Boh. Poi dopo una settimana sono arrivati gli Stati Uniti con il primo, poi c'è, e adesso in giro per il mondo, se voi andate in Belgio, andate in farmacia, vi comprate il fai da te, potete pagarlo oppure con la ricetta medica ve lo danno gratuitamente. Capite che se, per quanto possano essere magari non super sensibili ad altri CT, ma se ognuno di noi si facesse fai da te, vi faccio una domanda, quanti positivi avremmo trovato che non sapevano di essere positivi? Cioè, e sapete che lo screening è come la rete da pesca, cioè più la maglia la stringi, più tiri su pesce. Inutile stare qui a discutere che con l'amo puoi calibrare il diametro della lenza, quindi capisci già che pesce arriva, sì, però ne becchi uno di pesce. Noi abbiamo bisogno di una rete a strascico per fare pulizia nei territori. Quindi io sono convinto che il fai da te sia veramente un grande ausilio per lo screening, non per la diagnostica. La diagnostica la si farà sempre con le modalità che sono previste per legge, ma lo screening è quello di ricercare, perché dietro ad ogni positivo trovato poi c'è un piano di sanità pubblica, l'isolamento, le quarantene, eccetera. Quindi io immagino che se finalmente la sezione del Ministero della Salute dell'autosomministrazione, si dice, no? Quella che si occupa di tutti i farmaci in autosomministrazione, che è giusto che sia così, per verificare che non siano pericolose le applicazioni, eccetera, dei dispositivi. Se vorrà autorizzarlo, capite che si apre un mondo, perché diciamolo fino in fondo, ormai tutte le multinazionali della diagnostica hanno ridotto il tampone, non è più nasofaringeo, ma fanno quello in fossa nasale perché la letteratura scientifica dice che l'antigene lo si trova in fossa nasale, senza andare giù in rinofaringe. Detto questo, il giorno che si dice fai da te autorizzato, tutti quei tamponi che oggi vengono utilizzati meno invasivi diventano fai da te, perché uno se li va a comprare se lo fa da solo. Capite? Vai al ristorante, diamo la tranquillità al ristoratore, agli avventori, gli impianti sportivi, il turismo, gli alberghi, cioè cambia il mondo. Ecco, grazie. E appunto, invece passando un attimo ai vaccini, abbiamo visto ieri un servizio bellissimo sul vaccino antipolio e il fatto che, per esempio, non fu registrato questo vaccino. Pertanto, essendo libero, noi adesso abbiamo questo grossissimo problema, però non viene anche detto, non è stato detto però nel servizio che inizialmente era a pagamento, cioè se lo potevano permettere alcuni. E la domanda è questa: non è meglio la strada, visto che si stanno cercando dei piani B sui vaccini, quello della liberalizzazione dei vaccini, che a un certo punto se le persone, al di là delle fasce che devono essere vaccinate, eccetera, avessero la possibilità di acquistarlo, probabilmente si accelererebbe notevolmente. Però questo è l'ente regolatore, considerate che siamo in una fase nella quale non ce ne sono per tutti, questo è innegabile. L'ente regolatore, prima EMA e poi AIFA per quanto riguarda gli europei e quindi gli italiani con AIFA, hanno dato queste autorizzazioni. Dopodiché, quando parliamo del vaccino per il polio, stiamo parlando di un momento storico nel quale, insomma, diciamo, chi decideva, appunto. Cioè, io ricordo che da bimbo, non sono di quegli anni, ma ricordo, e molti di voi lo ricorderanno, diciamo, i piani di sanità pubblica nelle scuole prevedevano che entravano, vaccinavano, facevano profilassi senza tanto da avere il consenso informato e altre robe. Oggi non è più così. Quindi è cambiato il mondo. Ogni tanto c'è qualcuno che cita i grandi della storia italiana, che hanno fatto grandi robe, insomma Mattei, ha fatto Leni, tutte queste robe, o le bonifiche, queste robe. Ma cioè, questi non avevano i comitati, non avevano la legge sui lavori pubblici, non avevano nulla, non avevano neanche il telefono, per cui fate un po' voi, no? Cioè, capite che è cambiato il mondo? Quindi non vorrei che si citassero sempre questi elementi del passato come elementi di virtuosità. Oggi noi abbiamo un controllo e diamo delle garanzie ai cittadini che una volta non si davano. Sì, ma in questo momento particolare dove vediamo che andiamo a pescare un pochino all'indietro per avere delle soluzioni certe volte che magari all'epoca sono state
Sì, però oggi non è importanti. possibile, cioè, viste le quantità, è impossibile pensare a una vendita a un retail, come si dice, no? Una vendita al singolo cittadino. Accadrà fra 6 mesi e quando arriverà, che so, Johnson & Johnson, si sbloccherà la situazione, ma è inevitabile che poi noi andremo a comprarcelo in farmacia, perché diventerà un vaccino da richiamo annuale, come si fa l'antinfluenzale, probabilmente sparirà, o non so, dico, il virus cioè sparirà l'antinfluenzale, faranno un combinato, non so, o i cittadini sceglieranno di fare l'anti-Covid e non l'antinfluenzale, non ve lo so dire, pneumococco e il Covid, boh, non lo so, ma ovvio che cambierà l'approccio. Grazie. Michela Nicolussi Moro. Allora, buongiorno. Buongiorno, Dunque, allora a me dispiace adesso scendere dalle alte sfere per andare Prego. nella tecnica di tutti i giorni, però ho bisogno di ricapitolare un attimo anche per far capire alla gente. Allora, vorrei capire 2 cose tecniche rapidissime sullo studio che ha condotto Rigoli sul test fai da te. Volevo capire su quanti pazienti, quanti sono non stati te lo so dire. lavorati, in quali regioni, la documentazione a Roma quando è arrivata No, la deve mandare. e l'iter prevede quanto tempo di... Non lo so, dobbiamo chiedere al dottor Rigoli, lui mi ha mi fatto vedere. piacerebbe sapere questo. Possiamo l'iter. farlo anche con un comunicato oggi. Sì, Sì, sì. vorrei capire ecco, su quanti pazienti è stato somministrato il Volentieri. test da te, i Sì, risultati sì, anche perché è chiuso ormai. e le regioni. Ecco. Mi diceva addirittura che sono alcune realtà ancora in corso, per cui vi darà lì il fatto e quello che è ancora in corso. Appunto questo. E poi volevo capire a livello ministeriale se verrà somministrato a quali settori, ad AIFA, al Ministero, insomma, volevo capire un attimo anche per i tempi perché la gente ci segniamo chiede questo, molto. per favore. Ecco. Sì, Poi ISS. la seconda cosa è questa, dal punto di vista invece della vaccinazione, purtroppo come tutti e come anche voi, noi stiamo continuando a dare dei messaggi e contromessaggi alla gente per cui c'è una grande confusione, non si capisce niente. Allora, vogliamo dire per cortesia adesso chi state chiamando, chi state vaccinando, a chi tocca, se tocca agli over 80, se tocca ai 75 anni, se parte subito la vaccinazione parallela dai 18 ai 55 con AstraZeneca e su chi? Sulle forze dell'ordine, sui tassisti, sugli insegnanti, perché almeno facciamo uno schema ordinato. Grazie. C'è l'assessore e dopo c'è anche il dottor Mongillo che così poi completa quando interverrà lui. Grazie, se possiamo capire. Allora, noi stiamo completando la famosa prima fase e dovrebbe essere quasi completata, sono i numeri, poi eventualmente quella dei sanitari della RSA. Oggi e anche domani, adesso avevo notizia che tipo Treviso, quindi USL Trevigiana, USL Polesana stanno spedendo le lettere alla Corte del 41, quindi inizia già oggi. La Pedemontana domani, insomma, quindi in questi giorni stanno partendo le lettere. Per il 15 si inizia il 15, lunedì 15 febbraio. Quindi stanno partendo le lettere tra oggi, domani, dopodomani, qualcuno, come dicevo, la sta già inviando oggi. Corte del 41, partenza dal 15 di febbraio. Per quanto riguarda AstraZeneca, invece, non abbiamo ancora il calendario perché non sappiamo esattamente quando ci arriva, dal 15 al 20 febbraio più o meno potrebbe arrivarci. Stiamo preparando però appunto l'elenco dei servizi essenziali e non abbiamo ancora un ordine di priorità. La prevenzione ci sta ragionando, anche interloquendo con il livello nazionale. Invece, mi scusi Assessore, i 75 anni? I 75 anni arriveranno dopo che noi avremo concluso tutte le corti degli over 80, quindi poi inizieremo con quelli. Ah, ecco, quindi non è più la chiamata Non è più parallela. in contemporanea Ecco, diciamolo, rispetto alla perché sì. prima, il primo diciamo, piano che la dottoressa Russo aveva presentato qui, questo perché a causa della mancanza o comunque del fatto che i vaccini sono limitati e del fatto che il piano nazionale comunque ci fa partire con gli over 80 e quindi seguiamo quelle che sono le indicazioni nazionali. Perfetto. L'ultima cosa, Presidente, chiedo a lei. Ho capito che anche in virtù purtroppo della carenza dei vaccini, ma anche per stroncare altre iniziative furbesche come sono state segnalate purtroppo in alcune regioni in cui i vaccini sono stati misteriosamente somministrati a chi non ne aveva diritto, nell'ultimo confronto Stato-Regioni voi avete chiesto, mi pare anche il Veneto, ma mi corregga se sbaglio, che adesso i vaccini vengano distribuiti tra le regioni non più in base alla popolazione, ma in base alla classe di priorità. Ecco.
Volevo capire allora se questa, siccome oggi alle 5:30 avrete la nuova videoconferenza, volevo capire se questa richiesta è passata e se è passata la sua richiesta, Presidente, di cercare dei centri satellite di produzione in Italia, perché Pfizer ne ha uno in Sicilia, AstraZeneca ne ha uno ad Anagni, potrebbero essere utilizzati anche questi. Allora, rispetto ai centri non c'è oggi diciamo interesse, da quello che sappiamo noi anche da alcune interlocuzioni non c'è particolare interesse ad avere diciamo delle business unit produttive in questi territori. Però al di là di questo dico che oggi noi avremo, è vero, la riunione alle 5:30, però altrettanto vero che avremo alle 4, scusate, è vero che alle 4:30 e alle 16:30 avremo la riunione tra regioni. Ovvio è che la questione che è stata posta è una questione anche, come si può dire, etica, di civiltà. Cioè, se si tratta di vaccinare gli ultra ottantenni, andiamo a vedere quali sono gli ultra ottantenni in percentuale in ogni regione. Dopodiché capisco che ci siano poi anche altri approcci, troveremo una soluzione. Di certo io ho chiesto una cosa nell'ultima riunione, che i target fissati e le modalità, le priorità siano sanciti dalla comunità scientifica. Di certo che non possiamo metterci noi lì a stare lì a fare la spartizione dei pani e dei pesci con i vaccini, cioè non esiste, io non mi metterò mai a fare queste robe. Adesso avremo una riunione tra colleghi, vedremo di capire se è passata, diciamo, questa linea, dopo in totale serenità, insomma non è che uno deve portarsi a casa i vaccini per sprecarli, cioè Veneto non vuole un vaccino in più rispetto al target di ottantenni che ha, per capirci, cioè non gli vogliamo togliere un altro ottantenne in giro per l'Italia. Questo a me sembra una roba che c'è di un'utilità unica. Ecco, il vero tema è un altro, l'appropriatezza nelle vaccinazioni, perché quando si vede che a livello nazionale c'è il 14% di inoculazioni non appropriate, cioè vuol dire vaccini fatti a un target, per carità, poi ci saranno molte giustificazioni all'interno, di 14% dei vaccini fatti in Italia è stato fatto a gente che non aveva titolo di avere il vaccino. Cioè, se è vero e se è confermato fino in fondo sto dato, è inquietante. Perché io capisco che non si riesce a controllare il millesimo, l'ultimo furbo che riesce a infilare la moglie, il figlio, e vabbè. È un reato, perché lo considero tale, però vabbè. Avete visto in Sicilia cosa è accaduto, no? Hanno dovuto sospendere anche dei direttori. Però 14% è tanto, è veramente tanto. Per cui, considerando che noi non abbiamo questo problema, vuol dire che c'è qualche regione che ha spinto tanto. Prego. Se Michele ha finito, si è prenotata Alda Vanzano. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Un attimo sui vaccini, cioè il 14% invece il Veneto a zero? Veneto al 9%, 8-9%, ma però abbiamo giustificazione, nel senso tu trovi 18 anni vaccinato e poi vedi che è un OS che lavorava in ospedale, no? Oppure abbiamo dei target che tu identifichi per età, ma poi riesci anche a capire che magari è un dipendente di una cooperativa o altro. Noi comunque continuiamo sempre a farli questi controlli, poi ve ne parlerà anche il dottor Mongillo. Sono inappropriati o appropriati? Appropriati, però possono essere letti in maniera distorta, ve lo dico per prudenza, da qualcuno che può dire ma 9% come fanno ad avere dei diciottenni vaccinati? È la roba che ho detto anch'io quando l'ho vista, ho detto ventenni, ma dove c'è e poi si è visto che sono dipendenti veri e propri magari della sanità, giustamente, no? Presidente, c'è un dato che comunque balza agli occhi chiaramente. Stiamo parlando di vaccini, di programmazione, poi il punto è che se i vaccini non arrivano non si programma niente. Ma se per caso arrivasse AstraZeneca tra il 15 e il 20 febbraio, c'è un piano che dica dove si va, chi ci va, come viene convocato? Ci saranno le primule, ci saranno gli ospedali. Ci parla il dottor Mongillo di questo? Faremo qualche altro fiore, ma li facciamo. Va bene. No, nel senso che poi il dottor Mongillo è l'uomo macchina, cioè lui che governa tutta sta parte, per cui oggi allora poi chiederemo a lui. Invece una curiosità per quanto riguarda la vicenda politica, lei cosa pensa di Matteo Renzi? Secondo lei è stato spregiudicato oppure è il vero politico che ha vinto questa partita mettendo in minoranza il centro-sinistra e il Movimento 5 Stelle? Parlare di vittoria in una situazione come questa del popolo,
Cioè, non la ritengo neanche una soddisfazione da poco. Penso che sia stata una manovra improvvida, no? Adesso non spetta a me a esprimere giudizi, però l'unica cosa che noi cittadini in questo momento non volevamo erano i casini. E lo dice uno che no, cioè, io devo prendere atto che se siamo arrivati a questi livelli è perché hanno fatto casino quelli che ci governavano. Cioè, non è che ci sono alternative. Dopodiché la mossa è stata improvvida, se il punto di caduta era quello di sfasciare tutto, diciamo che gli va dato 10 lode perché ci è riuscito. È che di mezzo ci sono un sacco di problemi sociali. Ok, Marchiori. Sì, buongiorno Presidente. Scusi, una domanda riallacciandomi a quanto appena detto. Allora, dal momento che siamo in piena pandemia, abbiamo vissuto un anno infernale, secondo lei non sarebbe stato il caso di effettuare delle manovre eccezionali a livello di governo e impedire che si scatenasse tutto questo caos? Però una maggioranza vive in virtù degli accordi che ha al suo interno, delle intese, delle progettualità, si spera, no? Uno dice condividiamo questo percorso assieme per questi progetti. Oggettivamente questo andamento un po' agonizzante era in corso da un bel po'. Dopodiché c'è stata questa mossa di Renzi che ha accelerato, è stato un po' un attivatore di quello che poi si è trasformato in un precipizio. Appunto, noi ne prendiamo atto, che sia chiaro ai cittadini che se c'è oggi questa situazione è in virtù delle liti che hanno fatto. Se c'è il rischio di andare a votare o se